Aveva chiuso il negozio per le festività natalizie, la storica ottica di Via Manina a Treviso, ed era pronto a raggiungere la compagna in montagna, sua grandissima passione, ma un improvviso malore lo ha stroncato. Scompare all'età di 66 anni il noto ottico trevigiano Pier Giuseppe De Carlo, lascia il figlio Lorenzo di 10 anni e la compagna Natalia, i quali attendevano li raggiungesse in montagna, e invece è stato trovato senza vita in casa dalla sorella. I funerali sono previsti per sabato alle ore 10:30 alla chiesa votiva di Treviso. Un uomo buonissimo, disponibile, sempre presente, sempre sorridente, sempre pronto a tutto e a tutti. L'Ottica De Carlo è presente in città dal 1947 e continua ad essere protagonista della storia del commercio trevigiano. Anche il presidente della regione del Veneto, Luca Zaia, piange la scomparsa di Pier Giuseppe De Carlo e lo ricorda come un bravo commerciante, un volto amico per tanti trevigiani che hanno avuto l'occasione di essere suoi clienti o anche solo di scrutare le storiche vetrine di Via Manin. Pier Giuseppe, mi manchi già tantissimo, non dovevi e basta. Comunque ti ringrazio per tutto quello che mi hai insegnato, per tutto quello che mi hai dato e per come eri tu, che non lo dimenticherò mai.